Sindaco emerico Sunski, oggi moltissime persone, si parla quasi di 1000 persone, lei si aspettava tutta questa gente? Bueno, che ci fosse gente sì, tanta così no, però insomma fa piacere, vuol dire che la gente comincia a ragionare e a muoversi e a voler sentire opinioni diverse rispetto al mainstream che viene fatto a livello di stampa nazionale, TV e del governo e delle autorità incompetenti nella fattispecie. Siamo di fronte a un'epidemia virale che è stata affrontata malissimo e il cui pretesto è stato costruito / utilizzato per imporre una dittatura sanitaria con queste motivazioni. Purtroppo insomma, mi pare abbastanza evidente tutta una serie di decisioni di poco buon senso anche dal punto di vista sanitario che si sono succedute nel tempo in contrasto una con l'altra, con affermazioni anche che poi scientificamente clamorosamente inesatte, con il risultato di terrorizzare la gente per poter poi applicare sistemi di vita diversi a quelli attuali. Parlo della socializzazione, parlo dello stare insieme, parlo della libertà individuale, adesso che si parli anche di pass per andare da una regione all'altra e poi ci parlano di Europa, siamo a posto. Professore, lei si aspettava così tanta gente a questa manifestazione oggi? Sinceramente no, comunque è un ottimo segno, vuol dire che c'è una presa di consapevolezza. Innanzitutto c'è bisogno di una presa di coscienza a livello intellettuale, spirituale, morale di quello che sta succedendo, cioè non dobbiamo fermarci all'aspetto materiale o all'aspetto sanitario, biologico o economico. Tutti questi sono importanti naturalmente, però non ci conducono all'origine della situazione in cui ci troviamo. Per capire quest'ultima bisogna rendersi conto che è in atto anche e soprattutto una gigantesca battaglia spirituale. Forse mai come oggi le forze del male sono scatenate contro le forze del bene, per usare un linguaggio evangelico, i figli delle tenebre contro i figli della luce. Adesso dobbiamo quasi essere grati a questa situazione tremenda nella quale ci troviamo da 13 mesi, perché forse mai nella storia come oggi appare evidente da che parte stanno i malvagi e cosa vogliono fare, cioè non soltanto prenderci i risparmi, il lavoro, la dignità, l'autonomia, la famiglia, vedi Bibbiano, portarci via la famiglia. Non soltanto queste cose, vogliono prendersi niente meno che la nostra anima, trasformarci in adoratori del male, capovolgendo i valori morali, facendo passare il male per bene e il bene per male. Marco Piccoli, esperto di comunicazione integrata, c'è stata secondo te una comunicazione sbagliata riguardo a questo virus? Allora sì, è una comunicazione più che altro monotematica che non ammette nessun tipo di obiezione e che non dà la possibilità di argomentare prospettive diverse. È stato tutto narrato con un unico punto di vista che ha portato tra l'altro anche alla polarizzazione delle posizioni, perché da una parte abbiamo i negazionisti, i cosiddetti negazionisti, dall'altra i turbopandemisti, invece noi abbiamo bisogno di riportare la discussione su un dialogo costruttivo, razionale, che si costruisca dall'interno.